Ho incontrato oggi per la seconda volta il prefetto e lo staff perché è molto importante per noi norvegesi imparare come è il lavoro qui a Catania. Sono molto impressionante e la collaborazione tra l'autorità italiana qui a Catania e anche per esempio il nave norvegese Siem Pilot sono bellissimo. Ora come ora dentro il CARA di Mineo ce ne sono 2500. Nell'arco di 10 giorni il Ministero dell'Interno ha attuato il piano di svuotamento del CARA di Mineo. Non verrà svuotato totalmente, ma si proverà a ovviamente lasciare dentro il CARA di Mineo un numero di migranti ragionevoli, quindi ne sono andati via 200 la settimana scorsa, ne sono andati via 200 martedì e così di 200 in 200 finché non arriveremo ad una giusta misura che ci permetta anche una gestione più ottimale.